Nuoro, bloccato abbattimento di 140 bovini. Svolta giudiziaria a Nuoro. Il Consiglio di Stato ha bloccato l'abbattimento di 140 bovini di un'allevatrice sarda. Gli animali, sani e vaccinati, sono salvi. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Metti un like e iscriviti al canale per tutte le news della Sardegna. Il caso riguarda l'allevamento di Giovanna Moni a Nuoro, dove a seguito di un focolaio di dermatite bovina era stato ordinato l'abbattimento di 140 capi. La donna si era opposta. Perché abbattere capi sani? Ieri la decisione storica del Consiglio di Stato, che ha stabilito l'abbattimento non è più giustificato se gli animali sono sani, vaccinati e asintomatici. La soppressione non rispondeva più alla finalità precauzionale. Ma la battaglia legale è davvero finita per l'allevamento sardo? No, il caso è sospeso. Ora si attendono i nuovi test diagnostici disposti dal Consiglio di Stato prima dell'udienza definitiva del 22 gennaio. Questa sentenza è una vittoria importante per gli allevatori di tutta la Sardegna. Per non perderti i prossimi aggiornamenti iscriviti e metti un like se vuoi supportarmi. Ciao e grazie per avermi ascoltato, ci vediamo al prossimo video.